Aprire gli stadi penso prematuro e quindi seguiamo le regole che indicano i tecnici e ne usciremo bene, ecco, questo sì. Prudenza e salute prima di tutto. L'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, commenta così la questione della riapertura degli stadi e la difficile ripresa del campionato di Serie A dopo i 14 calciatori positivi del Genoa. L'indimenticabile portierone della nazionale è tornato nella sua Padova per un progetto a sostegno dei malati oncologici. Il ruolo del portiere è abituato ad essere in campo e non è che viene aiutato da tutta la squadra, ma te la devi sbrigare. E mi sento di dar fiducia a questi ragazzi. Loro metteranno a disposizione la propria professionalità per allenare in ospedale i malati oncologici. Cioè io credo che un progetto simile vada aiutato. Sport come medicina per la mente e il fisico e tanta solidarietà. L'idea è nata dal team di una palestra padovana che ha deciso di scrivere 3 libri. Grazie al ricavato delle vendite dei 3 volumi si cercherà di raccogliere fondi per beneficenza per mettere in piedi una struttura per i malati oncologici che devono affrontare il periodo di recupero post-operatorio o post-terapia. Il comune di Padova si impegnerà poi a mettere a disposizione una struttura. La speranza è che sia adiacente ai locali dello IOV. La sorpresa però Francesco Toldo l'annuncia durante la conferenza stampa. Si impegnerà lui stesso in prima persona a trovare 25.000 euro necessari al team della palestra Show Club operativa sia a Padova che a Treviso per mettere in piedi la struttura per la riabilitazione dei malati. Tutto ciò che raccoglieremo lo devolveremo per beneficenza e per costruire una piccola palestra all'interno di una struttura del comune per permettere ai malati oncologici in follow-up di potersi allenare gratuitamente.